Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso così, diciamo, di incoraggiamento per rompere il ghiaccio in questa sera al Po18. Vi ricordo, stiamo registrando i nostri podcast che potete trovare, io dico sempre solo su Spotify, ma in realtà giustamente li potete trovare anche su Apple Podcast, su Amazon Music e soprattutto sul sito di Corto Corto. Ce ne sono più di 700, quindi insomma avete l'imbarazzo della scelta. Siamo veramente diventati ormai una piccola enciclopedia, diciamo, del sottobosco quantomeno artistico e musicale di questa città. E allora questa sera vorrei presentarvi subito un artista che in realtà potremmo dire ha girato almeno quantomeno tutta quanta la pianura padana in lungo e in largo, arriva dal Friuli, in questo momento credo che stazioni a Milano, ma oggi ha trovato forse, come dire, il suo luogo elettivo qui a Torino e si è portato dietro anche questo suo amico. Io vorrei un grande applauso per Matteo Bosco. Prego, accomodati Matteo. E a questo punto lo presentiamo subito, accompagnato dal sodale che qui è di casa, il nostro Davide Tosques. Allora, benvenuti ragazzi. Sì, buonasera a tutti. Siamo stati bloccati dal Covid noi, proprio. Mi ricordo. Dovevamo fare questa cosa qui da qualche parte e adesso almeno la recuperiamo. Il destino. Il destino. Allora senti, stasera tu finalmente, diciamo, abbiamo la possibilità di incontrarci, perché ho detto sei un artista, diciamo, friulano, però ormai sei abbastanza, come dire, imbazzato con storie milanesi. Assolutamente, ormai sono 15 anni che vivo a Milano, sopravvivo a Milano e poi mi sono spinto anche più a ovest. Ti sei spinto più a ovest perché, diciamo, Matteo Bosco, adesso prima hai fatto la battuta, però hai trovato il tuo bosco, diciamo, il bosco dei giochi, il tuo bosco fantastico a casa di Davide Tosques, che non è neanche virtuale, è proprio un bosco fisico, perché diciamolo, esatto. Davide, tu dov'è che hai, diciamo, questo bosco? Qua vicino? A Cavagnolo, fra Torino e Casale, grosso modo, sì. Non è solo un bosco, perché c'è anche lo studio di registrazione, esatto. L'etichetta, quindi insomma spieghiamo in realtà qual è il motivo. E adesso state collaborando insieme, ti sei trovato bene? Mi sono trovato benissimo, mi ha detto lui di dire benissimo proprio, mi sono trovato veramente bene, perché è grosso lui, abbiamo appena finito un lavoro, un disco fatto assieme, stando assieme più di una settimana, è stato soddisfacente a livello umano, artistico, a livello complessivo, un bellissimo lavoro, sono contento. E quindi stasera non sentiremo ancora niente di questo lavoro, perché lo state ancora, diciamo, realizzando. Sentiremo, ma non lo diciamo a nessuno, 2 brani del disco nuovo. Invece, attenzione, però facciamo finta di niente. Io ve lo dicevo, da scaletta, se non ho capito male, dovremmo cominciare con quello che è un tuo classico, perché è un brano che appartiene a quello che era un tuo lavoro del 2017, che si intitola, il disco che si intitolava adesso i gatti. No, perché esatto. Io scrivo, poi non ci vedo, dico, ma veramente giusto. I gatti di Lenin era il titolo un po'. Però... I gatti di Lenin. Adesso non vogliamo, diciamo, indagare su questa storia sia dei gatti che di Lenin, però diciamo questo è invece un brano che ti porti dietro da un po' di tempo. Assolutamente, un brano che non ho mai smesso di fare perché mi piace, perché è legato a un concetto che è quello del conflitto generazionale, trito e ritrito. Però io ho voluto risalire alle origini del conflitto generazionale e ho parlato di quel padre e di quel figlio. È un botta e risposta sull'origine di tutto. E si chiama La Ricreazione, infatti. Quindi non è quella della scuola. Non è quella della scuola. La ricreazione non è quella della scuola, signore e signori. La ricreazione, esatto. La creazione esattamente. La seconda, facciamo bene a specificarlo. Allora, quindi abbiamo qui insieme Matteo Bosco, chitarra acustica e forse anche armonica su questo brano, su questo qua ancora no? No. Però più avanti vedrete ci sarà anche questa sorpresa. Chitarra acustica, per il momento solo chitarra acustica, Davide Tosques. Questa è adesso te la apro subito, questa è La Ricreazione, signore e signori, qui con noi al salotto.
primo giorno fece il mare. Ottima idea papà per chi vuole annegare. Il secondo giorno invece fece il sole. Papà, con questo lo possiamo asciugare. Il terzo giorno fece l'erba e il dischetto del rigore. Il primo giorno ho fatto il mare, così nessuno può più volare. Il secondo giorno invece ho fatto il sole, per le coscienze da ustionare. Il terzo giorno ho fatto l'erba e i tesori da scavare. Il quarto giorno fece il fuoco. Ottima idea papà per chi smette di scappare. Il quinto giorno anche l'amore, per chi ha fantasia da sprecare. Il sesto giorno i letti in fila, perché a turno si possa morire. Il quarto giorno ho fatto il fuoco, per le case con le tende da bruciare. Il quinto giorno anche l'amore, l'amore per uccidere, l'amore per uccidere e scopare. Il sesto giorno un letto scuro, per chi ha smesso di pregare. Il settimo giorno hai fatto i figli, per le armi da testare. Il settimo giorno hai fatto i figli, per le madri da abusare. Il settimo giorno hai fatto i figli, per le armi da testare. Il settimo giorno hai fatto i figli per le madri da abusare. Il settimo giorno ho fatto un figlio, l'ho perso e ho cominciato a bere. Grazie mille.
Grazie. Matteo Bosco e Davide Tosches per questa versione della ricreazione, che abbiamo detto un brano che era contenuto in questo I gatti di Lenin, che era Esatto. questo tuo primo lavoro. Però posso... Come ma no? Cioè, Perché mi hai... I gatti di Lenin tutti si chiedono solitamente perché, e anche se non se lo chiedono ve lo dico lo stesso perché. Perché una volta vidi un'immagine bellissima di Lenin in tutta la sua austerità da rivoluzionario, con in braccio un gatto, immagine che ho visto solo io, perché solitamente è proprio questo lo sguardo delle persone quando sì, nessuno l'ha rimangono vista. aggattati praticamente. E allora questa cosa mi ha fatto una tenerezza, ho detto guarda che bello, niente, non l'ho visto solo io. L'hai visto? Per Vabbè, cui, però poi vabbè. l'hai scritto, l'hai visto, forse era destino. Però, esattamente, Dovevi era scrivere destino, proprio- era destino. Che dovevi scrivere proprio questo album. Ma questo fa parte, diciamo, del passato. Adesso siamo arrivati invece su, come dire, su delle bande rumorose, come dire, Le su bande un'autostrada. rumorose, esatto, Che è stato- cos'è questo? È il progetto che nasce dall'incontro mio con una bassista di Vercelli, Valeria, che è l'altra metà delle bande rumorose in A1. Quindi diciamo da questa collaborazione sono nati, diciamo, dei brani. Una bassista, di solito, come dire, uno sceglie, che ne so, un altro cantante, invece tu una bassista. Come è andato il lavoro con una bassista? Una bassista metal, tra l'altro. poi Una lei. bassista metal, esattamente, perché in quel periodo ho passato una marea di ore a Vercelli e ho detto devo trovare un compagno musicale in questa città, e ho pensato cosa mi manca, una marea di cose, e la prima che ho conosciuto è stata Valeria. Ho detto cazzo, poi una bassista donna, No, a me certo. è piaciuta tantissimo. Poi viene dal metal, tutta sta cosa, è un disco particolare, un disco nato dalla curiosità. A me piace guardare le cose e raccontarle a modo mio, giocando sul linguaggio, raccontando le cose che spesso non vengono dette, o spero non vengano dette. Quindi tu, diciamo, che sei uno di quei cantautori, lo so che sembra un po' banale come domanda, però parti dal testo e poi scrivi la canzone tu. Sì, parto dal testo e poi gli metto assieme qualcosa, esattamente, che poi è sempre un gran casino per il Ho musicista pensato, vero, no? Lo so, infatti. lo so. Va bene, allora senti, questo testo qui come è partito? Perché la prossima canzone, se non sbaglio, è proprio un nome. Esattamente, questo testo il pezzo si chiama Thomas Sankara. Thomas Sankara è una figura che mi ha affascinato, era definito il Che Guevara d'Africa. Mi hanno affascinato milioni di cose di Thomas Sankara, ma due in particolare. Allora, lui è stato il primo ministro del Burkina Faso, ha trasformato il paese più povero del mondo in un paese civile. Ma due cose io mi ricordo: che quando venne assassinato in un colpo di Stato non aveva ancora finito di pagare il mutuo di casa sua, Pensa a te. e che come auto blu per il suo governo, per risparmiare, scelse delle Renault 4. Fantastico. Quella era fantastica. Il brano si chiama Thomas Sankara. Thomas Sankara, Matteo Bosco e Davide Tosches qui al Salotto. Donne stuprate 20 metri al largo, giornalisti seri su cowboy francesi, le mie piaghe a letto, per i pipeline esplose. Le premure dell'Ovest, le versioni ufficiali, quella strage un ricambio generazionale, le mie gocce sugli occhi come di benzina. Colonnelli del Niger addestrati all'inglese a vietare l'uscita ai non addetti ai lavori, a sparare alla testa dei bambini di carta. La fortuna di avere cioccolato e diamanti, le badanti feroci a rastrellare i paesi, sulla strada la macchia delle gambe bruciate. Ti
racconto una storia a telecamere spente. Uccidevo di giorno stando attento alla croce, chi conosce le stelle ha cominciato a volare. E poi tutta la notte a diventare ubriachi, innamorata di me, ho di Thomas Sankara col costato ferito sulla sua Renault 4. Le pipeline sono esplose perché i bambini non sono stati attenti, la polizia dell'Eni non mi ha fatto entrare in ospedale, il ragazzo è morto. Al supermercato, cioccolato e diamanti hanno lo stesso prezzo. Grazie mille, grazie. Questa era Thomas Sankara, brano di Matteo Bosco con Davide Toschi. C'era però un eco metal, lasciamelo dire, C'era no, nell'intro so. e nell'outro che c'era il cambio di tempo, quella è una roba metal, quella è una roba proprio. Ora per il prossimo brano invece effetti speciali e cotillon, perché come vedete abbiamo addirittura un tamburo, questo come si dice? Tamburo, no? Si chiama È un cerchione. C-drums. Poi noi lo chiamiamo, quando abbiamo registrato il disco in studio, lo chiamiamo il cerchione. Quindi è perché è un amico ormai, il cerchione. Giovanni Cerchione si chiama. Ma non è finita lì, perché abbiamo anche, come dire, a questo punto ci possiamo avvalere anche di un'armonica su questo brano. Assolutamente. Su questo brano, ecco, io adesso non ascolteremo questo, però vorrei sottolineare all'attenzione anche del nostro pubblico la particolarità dei titoli dei tuoi brani. Per esempio ce n'è uno che si chiama Mi commuovo i sondaggi, che è geniale. Come mai ti commuovo i sondaggi? Comunque sarebbe anche lì da esplorare. Ma non andiamo nei sondaggi, No, adesso dove andiamo? In una figura Restiamo in Piemonte. letteraria importante. Attenzione, perché io ho sempre pensato, se vi viene in mente un'immagine di un uomo della letteratura triste, ma che è stato in grado di aspettare Ce n'è tanti, ma questo ha aspettato per 6 ore una donna sotto la pioggia, si è beccato una pleurite che non è mai guarita, niente. Secondo indizio, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Qui... Oh, finalmente, perfetto. Vabbè, Allora, vai. il pezzo, che è una canzone d'amore, si chiama Faccio pena a Pavese. Faccio pena a Pavese e parla della mia situazione sentimentale. A pensarci un po' meglio, non mi merito un premio per averti aspettato 4 ore un parcheggio che c'è già la volante al suo 7° giro. E rimango qui in piedi col mio amplificatore nel mio stato di cose. Faccio pena a Pavese, qui non resta che sposarsi o tradire. L'ho sentita parlare dei Vangeli plagiati, che stupendo Tarkovsky e la sua scena finale, dei disturbi affettivi nel riavvolgere i cavi. Mi consulto coi fondi per vedere se arrivi, prendo tutta la colpa delle macchie sui muri, non si scherza coi santi e gli incidenti colposi. C'è troppa corrente, se c'è chi gioca a calcio nei cantieri già scuri, se prescrivono farmaci contro i tempi pari. Quando ti alzi dal letto stai attenta a quei fiori, non rileggere i libri degli autori ungheresi. Io ho la foto e l'autografo di un controllore.
e grazie mille a tutti. Grazie mille a Matteo Bosco e a Davide Tosques che sono venuti a trovarci, ci hanno presentato tutti questi nuovi lavori, quindi vi seguiremo perché insomma, Corto, c'è roba che corto. bolle Corto, in pentola. corto. Corto, corto. E Corto, quindi, corto. Corto, corto. Corto, corto. Il salotto di Mao.